Questi silenzi assordanti ci stanno innervosendo perché stanno passando le settimane, stanno passando i mesi e la tensione sta salendo. Un gazebo davanti alla prefettura di Belluno, un fornelletto, cibo e tè caldo per sostenere fino a giovedì i lavoratori che a turno hanno deciso di istituire un presidio permanente per sollecitare la convocazione del tavolo ministeriale per la nascita del progetto Italcomp e l'uscita dal guado per la storica ACC. Il presidio è in corso anche a Torino sotto la prefettura e noi qui a Belluno vogliamo fare altrettanto perché il governo dia una risposta il più rapida possibile alle richieste che vengono sia da noi che da Torino, che si apra una fase nella quale si decida se il progetto Italcomp è ancora una priorità. Solidarietà è stata espressa dalle istituzioni bellunesi, ma non basta, ci vogliono i bellunesi tutti, serve come l'aria quel senso perso di condivisione del valore di una battaglia che non è solo per i lavoratori ma per tutta la provincia. Giovedì frattanto in programma l'incontro fra il ministro Giorgetti e i presidenti delle regioni Veneto e Piemonte. Noi chiediamo adesso di essere convocati e che ci venga dato l'ok finalmente di questo progetto che vada in porto. Oggi stiamo sfidando il maltempo, sfideremo i giorni freddi, la notte, perché vogliamo questo tavolo. Ma i dubbi restano, la liquidità per ACC è finita, dal 1° aprile sono partiti i provvedimenti di cassa integrazione e riduzione degli stipendi. Abbiamo finito la cassa e questo ci dà almeno la sensazione e il sospetto che qualcuno nella comunità europea, facendo pressione proprio al proprio lobby, non vuole la creazione di questo polo Italcom, che sarebbe comunque un valido concorrente sul mercato dei compressori.